Signore e signori, in diretta da Mob Palermo, Io Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. E buonasera, benvenuti, applauso perché ci vuole. Allora, siamo alla quarta puntata in diretta in questo momento su tutte le nostre piattaforme di Io Compro Siciliano. Siamo in diretta e poi ovviamente tutte le persone che ci seguono in televisione sul canale 18 su TVM il venerdì alle 22 e poi la domenica sera invece alle ore 22 su Teleionica R8 285 e poi New Entry. Salutiamo gli amici di Teleoccidente che ci seguono il lunedì sera a partire dalle 21 con altre repliche. Insomma, il patrimonio delle televisioni locali che anche in questo ultimo anno stanno avendo un momento difficile, soprattutto le televisioni locali che sono un patrimonio, quindi salutiamo anche tutti quei lavoratori che sono all'interno di queste TV e che ci supportano. Salutiamo il patron Morici e Giorgianni ci segue sempre dall'altra parte dell'isola, salutiamo chi sta lavorando in questo momento qui con noi all'interno del MOB, questo bellissimo luogo che ci ospita in queste puntate di Sicily on Air, dove i siciliani sono protagonisti, ma anche quelli che amano la Sicilia. Ma senza la mia spalla musicale io non posso andare avanti. Stasera avremo tanti... Lo vedo già, il maestro Biondo Stacchetto. Bentornato Vincenzo Biondo, eccolo qua. E allora, come sta? Come va? Prego, si accomodi. E allora, lei deve salutare qualcuno. Stavolta saluto il mio cane, l'altra volta l'ho dimenticato. Va bene, lei questa sera è pronto, ha una grande responsabilità perché deve accompagnare anche una bravissima artista che sto per presentare. Certamente. Era felice tuo figlio perché l'abbiamo salutato la scorsa puntata. Sì, non ha dormito tutta la notte. Non ha dormito tutta la notte, benissimo. Allora io partirei subito col presentare gli ospiti, che poi abbiamo anche dei collegamenti. E allora partirei subito con una coppia che ha accettato il nostro invito, per dire il vero, dal primo momento che nasce Io Compro Siciliano, questi due attori, sono degli attori bravissimi, hanno sposato Io Compro Siciliano. Io li voglio, e loro si stanno preparando anche dietro le quinte per andare, insomma, perché li vedremo, sì. Voi rimanete lì? Dietro le quinte? No, dovete andare dietro le quinte, c'è la gag perché vi vedo da lì. No, andate, state tranquilli, andate. Avete già percepito che non sarà facile, però per noi eccoli là, signore e signori, patrimonio dell'umanità e soprattutto patrimonio siciliano, ambasciatori di Io Compro, Toti e Totino Stacchetto. È una grande emozione. Ciao, come stai? Io sto tamponato. Come ti chiami tu? Vincenzo Canzone. Capace non sapeva manca a cantare. No, canto, ogni tanto canto. Ecco, si stanno una voce proprio da presentatore. Sai quando inizia le prime Si accomodi. Ed ecco voi, c'è un po' questo. Tipo, signore e signori vicini e lontani, il presentatore di una volta. Sei bello per Io vi ho presentato come due ambasciatori di Io Compro Siciliano, perché voi dal primo momento, da quando è nato l'8 aprile del 2020, quasi un anno, manca una settimana al compleanno, avete subito sposato perché amate la Sicilia. No? Aspetta un momento, sì. Perché se parliamo di sposare e poi ne avessimo all'astare ci sono gli alimenti, succamorri, avvocati, queste cose. Quindi... Non toccare questo tasto, è una cosa che mi innervosisce. Perché? In che senso? Scusa? Le donne stanno sempre a dieta, tu li lasci e non gli alimenti, non ha mangiato mai. Ma non parliamo di divorzio, non cominciamo a parlare di divorzio. Qua è un matrimonio che è nato tra voi e Io Compro Siciliano. Assolutamente sì. Ci siamo sposati Io Compro Siciliano. Noi siamo orgogliosi di avervi qua. Io se dice così parla, perché dopo cioè, orgoglioso detto così. Veramente, quando mi hanno detto Totino ha accettato l'invito, io sono veramente contento perché voi non è che andate dovunque, ecco, diciamolo. C'è posta per te. Il progetto di Io Compro Siciliano è talmente bello. Mettere la Sicilia, i prodotti siciliani e la sicilianità al primo posto, secondo me è la cosa. Il Signore ci ha dato la fortuna di nascere in questo paradiso e allora voglio dire, valorizziamolo. I siciliani si chiedono come stanno Toti e Totino, nel senso questa coppia hanno questo pensiero, nel senso dopo tanto tempo le tournée mancano, le tournée. Dio stiamo bene. Sì, di salute. Di salute, ringraziando Dio, stiamo bene. Il lavoro un po'.
Beh, quello il dal lavoro per vivo adesso è un poco latitante. un po' latitante. E la polizia non riesce a trovare. Però voglio dire, aspettiamo solo che con Speriamo santa pazienza si possa... Secondo me ripartire. l'estate che sta per arrivare potrebbe essere l'inizio o la ripartenza? No. Non ne si parliamo dice- perché si l'anno dice- scorso fu... Quest'anno la fotocopia l'anno scorso. No, L'anno vabbè, scorso fu quest'anno ci uguale. deve essere, come si dice, l'immunità delle pecore. Immunità di gregge si dice. L'immunità delle Dice pecore. immunità di gregge. Ma tu queste cose di non le gregge. pigli, io non- Hanno Lo detto in dicono, televisione. l'immunità di gregge. Ma metti un gregge che cos'è? Il gregge pastore che ha un gregge che cosa c'ha? Le pecore. Presentativo? No, che cosa no, c'ha? presentatore. Intanto io sono il presentatore Vincenzo Ma Canzone, quindi attivo copre di più. Però l'immunità di gregge lo dicono tutti i virologi, lo dicono gli insomma, comunque sono la avete Salini? capito. No, questo no. Comunque, appena c'è l'immunità delle pecore del gregge, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Possiamo fare, insomma, comunque avete E speriamo così l'estate sarà piena di spettacoli. Salutiamo a tutti a casa, tutti quelli che ci state tutti. seguendo. le televisioni e grazie, locali, grazie. tutte le televisioni tutti, locali, tutti, dove tutti, andate in tutti, onda solitamente, perché poi c'è una serie che ha avuto un grande successo, parleremo di una serie, loro ovviamente famosi anche per essere dei carabinieri, marescialli, poliziotti. Questo mangia male. ma No, ci poliziotti hanno fatto una serie di grande successo che ritornerà e già Sì, ecco, stiamo questo lo preparando possiamo la seconda spoilerare. stagione. Allora invece io continuo ancora a presentare una donna, perché adesso arriva una donna, il un'imprenditrice, una che insomma adesso vada anche lei dietro le quinte, così la vediamo in backstage, una che ha creato un magazine 6 anni fa, proprio oggi se non sbaglio è il compleanno di B-Shopping. Lei si chiama, vediamo se è arrivata, che bella, mo che bella, Stacchetto Stefania Baio, eccola qua, applauso. Buonasera. Si addirittura. Buonasera. Buonasera. Vincenzo. Buonasera. È un piacere, un onore essere qui con voi. Fai sedere Toti e Totino perché non si siedono. No, tu devi farli sedere, di comodi. Ok, comodi. State State comodi, che ora Sì, ci ma accomodiamo tutti. che sono stupefatti anche dalla tua presenza, devo dire Sempre troppo questo buono. colore che Ma a detto di così tutti, dici. insomma, per noi in teatro. No, ma questo non è questo è un lilla. Quello è il viola. No, quello è il questo viola. è un No, glicine questo e è noi un glicine. facciamo un È un magazine glicine. di moda, È un quindi glicine diciamo con le bollicine. È un il viola era Molto, proprio- molto frizzante, devo dire, è il compleanno, Va bene. è il compleanno Sì. di B-Shopping. Shopping oggi compie 6 anni, quindi siamo molto Auguri, felici auguri, di festeggiare auguri insieme a voi. A te, tanti auguri a te. Poi mi dici tu Bastava quando qualche mi secondo per accomodo. far capire, insomma, Sì. che siamo contenti di averti E qua. io sono felice di festeggiare insieme a voi. Quindi... Io compro, anche tu hai sposato, io compro siciliano. Assolutamente, sono fan Sì. dal Certo. primo Ma giorno. con Tutti, ci sì, devo dire che tutti quanti Sono fan. sono figli che nascono anche da Io compro siciliano ormai, così. di gente che si mette insieme e Ma c'è un io, no, com'era la cosa quella lì? Io fecondo siciliano, no, non era io fecondo siciliano. C'è un Davide Morici che ha il vezzo di sposarsi con tutti. No. Dico affettuosamente parlando, perché lui è veramente una bellissima persona. Davide Morici. Ma l'hai guardato È bene? appunto perché italiano, la Mizzanino è bellissima. Allora, Stacchetto per accompagnare Stefano Bea, una cosa molto Monte Carlo. Vada. Signore e signori, Tu hai mal di testa lo stasera. io- spettacolo è E la di... signora c'ha un magazzino. La che- signora che- non la signora non ha un magazzino, ha un magazine. Vende un tappeti, magazzino, sì. Un magazine che tra l'altro... Pieno di un sacco di roba Bello, proprio. bello. Lo fai vedere? Come infatti io- Eccolo qua. Fallo vedere subito, eccolo qua, lo possiamo qui. inquadrare per in uomini, regia. è per uomini, è per uomini. È un magazine di moda e tendenze. Voi di moda e tendenze cosa Voi- ne pensate? A voi, Ma, tutto. Tutto siciliano, Io ovviamente, ho l'armadio tutto pieno siciliano. di moda e La tendenze. tendenza solo- è- Lo fai Molto vedere bene, di nuovo il molto bene, magazine lì, a certo. quella telecamera lì, guardala, perché tra l'altro in primo piano c'è un altro siciliano. Un altro siciliano, certo. Chi è? Lì è l'unica rivista di moda e tendenze siciliane e tendenzialmente Sì. abbiamo sempre personaggi di copertina legati alla nostra terra. Lui Alessio Che Vassallo, avremo Grande un sicuramente. attore insomma. palermitano molto Ecco. noto e conosciuto. Bene, benissimo. Allora, invece continuiamo con un altro ospite. Prego, si appropinqui verso... le piace stare qua? Devo dire sinceramente, mi sto sentendo a tipo un matrimonio. Tipo un matrimonio, bene. Lo prendo come un complimento. Chi te dice lei? Che c'è tanta Che gente non che ci viene, che conosciamo. porta regali, ricchi ci premi, conosciamo. cotiono. Ha fatto la prima edizione di Amici, nella squadra c'era anche poi colei che è diventata una grande star, Alessandra Moroso, era nella squadra, è vero, Daniele Smeraldi Stacchetto.
Benvenuto. Salve, ciao. Allora, Ciao ragazzi. Prima edizione di Amici. Sì, Era quale anno era? era il 2009. 2009. Sì, quindi non è stata la prima, è stata la nona, Ah, però è stata famosa per la Alessandra. presenza di Alessandra Moroso, Valerio Scanu, c'ero anche io tra questi, una bellissima esperienza. Bellissima Tra l'altro ne abbiamo parlato Assolutamente tante sì. volte quando ci siamo visti, abbiamo lavorato insieme, quindi sai... Assolutamente sì, Notte Italiana, tra l'altro in questi prima della pandemia era un tour che insomma anche girava le piazze siciliane, Sì, è un omaggio soprattutto a un grande artista italiano che ti piace, insomma, È Massimo Ranieri. Massimo Ranieri, Massimo quindi, Ranieri, insomma, Massimo un grande artista. Beh, Stasera vero. vuole aggiungere qualcosa? No. Massimo Ranieri, perdere l'amore. Perdere l'amore. Va bene, stasera ci farai sentire un paio di esibizioni e quindi Volentierissimo, anche perché ne abbiamo bisogno. di cantare. bisogno. Voglia di cantare stacchetto? Abbastanza. Ah, si accomodi. Grazie. Si accomodi. Lei è proprio pagato per fare queste cose, si rende conto? una nota ogni tanto. Lei è Una l'unico. nota- È bravo, bravissimo. bravo, bravo. Cioè, io quando Maestro, sono anche maestro, breve, bravo. Devo dire, bravo. bravo nel modo come si muove nel playback, è bravissimo. Maestro, posso dire una cosa? Continui. continui così. Continui. Continuare. Dico continui. E allora? Ma a fare che faceva prima, dico. Lei dia ascolto tutta la serata a Toto e Totino e andiamo avanti alla grande. Volevo subito presentarvi l'ultima nostra ospite qui nel parterre, credo che si stia avvicinando anche lei, giovane, artista, cantante, grande esperienza anche in giro per la Sicilia con alcune tournée insieme ad altri musicisti importanti. Giuliana Di Liberto, eccola qua, applauso! Benvenuta! E allora, Giuliana, cara Giuliana, si sono alzati, devi dire tu, state seduti. Faccio come a scuola. Noi quindi. apparteniamo a un'epoca che le donne vanno trattate Però che in questo gentiluomini, modo. Specie se poi hanno mal di testa, vanno trattate in un certo Allora, senti Giuliana, per te è un 2021 ricco di novità perché hai presentato un progetto nuovo. Sì, quest'anno è uscito il mio disco nel 2020, è uscito il disco ed è successa la pandemia, quindi vedi Quindi proprio l'euforia di sto disco. Sì, infatti scatoloni a casa, insomma. Tutto Ti è quanto, rimasto tutto esatto, dentro, tutto però promozione adesso- fatta online, quindi Sì. abbiamo investito molto sulla promozione fatta sul web. Il disco infatti si trova in tutte le piattaforme digitali. E adesso ne parleremo. Ne parleremo. Esatto. Accompagniamo. Ecco, Però un benissimo. altro non accompagnò, non ne ricordo. E allora, Sa che abbiamo la macchina che bisogna E allora, credo siamo pronti. E allora, completo la presentazione e poi manderemo lo spot. Intanto ci colleghiamo con un'altra donna che ama molto la Sicilia, una che ha venduto, pensate, 4 milioni di dischi. 4 milioni di dischi, praticamente in estate è quasi sempre in Sicilia. È considerata una delle voci degli anni 90, della disco dance anni 90 più importanti. Credo che sia già in collegamento Neija. Ciao Neija, buonasera! Eccomi, buonasera a tutti. Ciao, Buonasera Neija. a tutti. I know you know. Questo è stato uno dei grandi successi tuoi. Ti ricordi Restless? Io mi ricordo quel periodo lì, insomma, poi Festival Bar, insomma, tante cose sono successe nella tua vita. Beh sì, direi che dalla fine degli anni 90 non si è mai fermata questa onda di musica, grazie al cielo, nella mia vita. Posso salutare Toti e Totino che Eccoli! Ecco, si è alzato in Come piedi stai, per Neija? Neija. Ciao Neija! Che bella che sei. Era innamorata di me. Ecco, Era innamorata pazza. eri innamorata di Totino. Io, scusami. Neija. Questo gossip, eri innamorata di Totino. Posso dirlo pubblicamente adesso? Bravo. E allora, La capisce la roba buona. Neija, ti rendi conto stasera? Ma hai visto parte già dello spettacolo? Insomma, quando ci verrai a trovare? Perché tu ogni estate, se non sbaglio, almeno 2 mesi stai qua in Sicilia o sbaglio? Ma anche 3, guarda, perché il mio compagno, grazie a Dio, è No! siciliano. No! Totino, Toti e Totino insieme, tutti e due insieme. Esatto, va bene. No, scherzo.
di Castellammare del Golfo, quindi io appena finisce la scuola scendo giù di corsa, quindi sono dall'altra parte, in realtà sono a Castellammare del Golfo, però io amo la Sicilia e in qualche maniera torna nella mia vita sempre, ciclicamente torna. Il mio discografico è siciliano, la mia migliore amica è siciliana, insomma è così. Senti, stiamo vedendo delle immagini, la regia ha fatto bene perché potete andare su YouTube, sai, anche per le limitazioni dettate dai social, mo se no bloccano, Certo. sono messi lì come gli avvoltoi. Sì, Stiamo sì. vedendo delle immagini di I Am Alive, che è il tuo nuovo video e nuova canzone con la produzione di What Jack, ho pronunciato bene? Sì, bravissimo, perché nessuno lo pronuncia bene, bravo. Incredibile, ho avuto una bella fortuna, stasera ho fatto figura con Neja, una nuova canzone che manda speranza e serenità. Sì, in questo momento in particolar modo, guarda, mi ha ispirato molto la musica, a dirti la verità, che mi dava proprio questa sensazione di apertura, di mare, poi mi manca moltissimo il mare, io essendo di Torino proprio vivo con questa mancanza perenne e quindi proprio mi è venuto spontaneo scrivere nel testo questa sensazione di positività, di serenità e quindi ho pensato di riportare il pensiero non alle solite magagne che ci sono in questo periodo, ormai un po' lunghino, ma ricordarci che siamo veramente delle scintille di divino che possono fare tanto. Nel nostro piccolo possiamo fare tantissimo. Innanzitutto ricordarci che siamo vivi e fare delle cose che ci rendano vivi, nonostante dobbiamo stare chiusi in casa, nonostante siamo un po' più depressi, però ci sono un sacco di cose bellissime che possiamo scoprire di noi stessi innanzitutto. Senti Neja, noi ovviamente sia prima con Toti e Totino, ma anche con tutti gli altri artisti, Giuliana, Daniele Smeraldi che è qua con noi, abbiamo citato Festival Bar. A te che sei un artista dance e sappiamo che le discoteche... Queste sconosciute. Tu lo sai, certo. ci siamo incrociati in qualche discoteca siciliana e abbiamo fatto una bella serata, ci mancano anche quegli assembramenti lì, sarà difficile forse nella prossima estate, però speriamo che tornino presto perché la gente ha voglia di ballare la musica dance tra i comparti, diciamo, purtroppo danneggiati. È così, Neja? Ma assolutamente sì, solo che insomma, il futuro quest'estate non sembra ancora così rosea da questo punto di vista. Ho sentito che forse vorrebbero chiudere tutto entro mezzanotte, quindi se questo dovesse comunque passare significa che le discoteche sono già cassate. Chiudere tutto entro mezzanotte significa non fare manco le serate, mi pare una follia. No, assolutamente, ma si possono fare le serate jazz. Io grazie al cielo ho altri progetti con artisti siciliani, tra i quali Giuseppe Milici, che sicuramente conoscerete sempre dalla parte di Palermo, però comunque facciamo serate jazz, quindi faremo teatri. Se si Giuseppe è stato mio allievo. Dice Totino, Giuseppe Milici è stato allievo di Totino. Quindi, quindi suoni l'armonica. Neja, chiedilo a Giuseppe. Ricordo. Chiederemo. Senti Neja, allora ti aspettiamo in Sicilia in estate in quel di Castellammare, immagino? Assolutamente sì, ma poi in giro mi auguro, spero di girare, se non per serate, quantomeno per visitare quest'isola magica. Neja, noi è probabile... Anch'io compro siciliano, vedo, anch'io compro siciliano. Ecco, questa è un bel promo che ci giocheremo a vita. Dicevo che noi probabilmente quest'estate, se Dio vuole, faremo uno spettacolo all'Arena delle Rose a Castellammare e ti vogliamo ospite. Ospite nostra, tu... Che mi dici? Vabbè, il tuo compagno? No. Tu va bene. Va bene, allora Neja, noi ti ringraziamo per aver accettato questo invito, tra l'altro label storica che sei ritornata ovviamente in quella che è la New Music, e saluto tutta la famiglia New Music, forza Neja, facciamo il tifo per te, spero di ritornare a lavorare con la dance, fammi ballare, stacchetto! Grazie! Senti! Questo è The Game. Live Neja dal vivo, grazie Neja, grazie. Allora, wow, ci siamo riusciti. Più tardi ci collegheremo invece con uno dei più grandi parolieri italiani che ha scritto canzoni meravigliose per Arisa, per Michele Bravi. È pronto più tardi per collegarsi con noi, tra l'altro palermitano. Adesso una breve pausa di Io Compro, perché poi Smeraldi ci fa sognare con già delle note. Insomma, state con noi perché Sicily On Air torna tra poco.
Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che se tu guardi a me mi innamora così, guarda a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando ti guarda così, sì pure tu ti senti morire, non mi dice e non mi fai capire ma perché. E dille una volta sola, sicuro tu stai tremando, e dille che mi vuoi bene, con me voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che non ho già avuto mai, non pena così, così grande, così grande, così grande. Daniele Smeraldi. Bellissimo, bellissimo. Sei emozionato? Ti sei emozionato? No, perché ci mancava, è un anno che siamo fermi, quindi veramente è... Com'è? Perderei! Beh, adesso giustamente mi devi fare la cosa con l'alta, ma la faccio volentieri. Ti ringrazio. Sono un istrione. Mi piace, quando parte Ranieri mi piace. Daniele Lo Smeraldi. sai, grazie. Appena mi hai chiamato subito, vinci. Dani, senti, vengo. Perché... E allora, grazie a Daniele Smeraldi, puoi accomodarti di nuovo. Allora, Stefania Grazie Baio. a voi. E allora, Caro questa Vincenzo. imprenditrice di grande successo, si prepara intanto la nostra Grazie. Chiara, perché tra poco dobbiamo stappare la bottiglia della nostra... Che si beve, tra poco si beve. Si festeggia il tuo compleanno e si festeggia anche Io Compro Siciliano. No, il suo compleanno del magazzino. Del magazzino. Del magazzino. Allora, che è il mio. ovviamente tu ti occupi di moda, di tendenze, ci sono shooting fotografici che segui con tanti professionisti, perché poi sono tanti Sì. siciliani, modelli e modelle siciliane, così? Tutto siciliano, un team, una grande famiglia, quella di B, appunto creata, insomma, formata da tantissimi professionisti, quindi da art director, modelle, una redazione capitanata, le saluto sempre, da Alicia Raimondi e Donatella Spadaro, appunto, e tantissimi altri giornalisti, quindi una direzione artistica, come hai detto tu, fotografi di moda, fotografi di redazione, tutti i collaboratori che si occupano del trucco, dei capelli, tutte le modelle. Anche insomma. voi facevate tanti eventi, perché alcuni li ho presentati pure io, Assolutamente ogni sì. anno, insomma, B-Shopping usciva fuori, insomma, nelle location importanti. Tutti i nostri numeri in edicola sono stati festeggiati attraverso degli eventi, delle location bellissime, dove abbiamo sempre realizzato dei fashion show, delle sfilate di moda, appunto, che meglio rappresentano la nostra linea editoriale, appunto quella delle mode e le tendenze siciliane. Allora? Quindi da un anno, insomma, siamo un po' Siamo un po' fermi da fermi, questo punto di vista, però noi continuiamo sempre. però, un po'. Sulla carta, online, sui social, insomma, siamo sempre qui. Necia prima diceva, questa è la prima volta che sentivo che d'estate si parla di un coprifuoco a mezzanotte, perché credo che sia follia pura. Mi auguro che No, ma è così. voi avete Oggi, avete sentito alla radio che ci sarà un po' di allentamento, però un po' di allentamento, le perché, ore notturne voglio capire chi fa bloccheranno. spettacolo, chi fa nelle piazze, in giro. Vabbè, la insomma. piazza comincerà prima, magari la piazza, il problema
Il problema serio, la piazza si potrà fare perché entro che inizia alle 9, alle 11:30 hai finito. ti regoli. Il dramma sarà per quei locali, le discoteche, i locali che vivono la notte. Va bene, allora intanto pensiamo noi a festeggiare, tra l'altro nella prossima settimana col compleanno di Compro Siciliano ci sarà anche Morici e Giorgianni che saranno qui con noi. Morici che quando non vedo Morici mi preoccupo perché significa che sono arrivati magari qualcuno a fare tutto ok? No, tutto ok, perfetto, Non meno si male. preoccupa perché se non vede Morici a me stasera occupa in pace. No, dai, è così. Tutto ok, allora Chiara non so se è già dietro le quinte, eccola qua Stacchetto perché Ciao, è Chiara. sorridente con la bottiglia. Volevo salutare questa sera Vini Botticella, Palermo Marsala perché questa sera abbiamo un vino, abbiamo un Insolia Chardonnay, in questo caso quello che tieni tu, in questo caso insomma che trovate nel marketplace, il Gilea, è giusto, e poi abbiamo anche il Don Diego che è un Syrah. Adesso questo è un Don Diego, ecco qua, un Don Diego, ecco l'abbiamo visto ovviamente, ringraziamo le nostre aziende investite nel marketplace perché c'è il nostro Dario responsabile del settore commerciale che mi dice che ci sono molte aziende che stanno per entrare e investire sia in Io Compro Siciliano che a Sicily On Air, quindi ci fa veramente molto piacere. Questa dove è andato? Ma non è rientrato? Io non l'ho sequestrato, o non l'ho visto io? No, il penso non pianiere- sia rientrato. Non è rientrato? Ah, se non c'è lo Stacchetto non rientra. Stacchetto, biondo dove sei? Biondo dove sei? Io mi sono girato e non ti ho visto. Vada. Siccome c'è l'apertura della bottiglia della nostra... Questa è diserzione da pianoforte. Infatti, incredibile, non me l'aspettavo. Allora, accompagniamo questo momento. Chiara, naturalmente ogni settimana ci sono delle ragazze che arrivano qua, che hanno questo compito di, un attimo, stappiamo buona sta bottiglia perché porta bene, Esatto, quindi, giusto? bravo, Quindi, bravo. ecco, è arrivato il momento che tutti quelli che sono ospiti da noi aspettano, perché qua non è solo dimostrazione, è Ma è vero, anche ubriacazione. ma è anche un modo per sorseggiare del vino. Quindi, occhio, momento catarchico, ci riusciamo, Totino, abbiamo nelle tue mani l'azienda. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Complimenti, veramente i complimenti. E allora, Gilea bianco che va messo su una giacca scura. assolutamente sempre. Allora, però adesso sarà. No, non te ne andare, Chiara. Dove te ne vai? Devi versare il vino perché lo dobbiamo dare ai nostri ospiti. Quanti calici ci sono? 5. Quindi. Quanti siamo? 5. C'è No, qualcuno quindi che non quanti beve? calici verranno a testa? Uno. E allora Ma ci pensassi volessi venuto. salutiamo tutto il pubblico in questo momento da casa che magari a quest'ora della sera, perché andiamo in onda sempre nelle prime serate, sia su TVM, sia su Teleionica, Teleoccidente, anche stasera in diretta. Ci sono quelli che scrivono, salutiamo tutti quelli che stanno scrivendo messaggi nelle nostre dirette, Davide, sono sempre in tanti e quindi io non posso brindare. Fate una cosa, Totino, fai un po', prendi il palco che devo prendere il bicchiere. Prendi il palco, fai il brindisi. Maestro, lei conosce Libbiamo? No, perché Vada. noi non la sappiamo, quindi lasci perdere. Vada. No, non è il caso. Faccio parte di un duo che è Toti e Totino, un duo poco strano. Facciamo un brindisi a Io Compro Siciliano. Io compro siciliano. Davide Morici non c'è, non ha importanza. Grazie, ragazzi, salute, grazie. Scintillio. Ragazzi. Grazie, in bocca al lupo a tutti. Lei non beve in servizio, qua proprio, quindi tipo Prendi la matrimonio. bottiglia. Salutiamo gli sposi, in questo caso Marcella e Paolo che si sposeranno. Che fa? Ho voluto offrire il vino Faccia al lei. nostro. Questa è per la prima volta, Ho per la voluto- quarta ho- puntata. Ho voluto offrire il vino al nostro pianiere che non mi piaceva. Che non Bene, mi- Chiara, ti ringrazio. Accompagnamento. Oh, ma che stai a fare? Devi lavorare. Biondo, Scusate, c'è sì, Chiara sì, che sì, se ne sì, sta andando e sì, senza stacchetto non può andare via. Chiara, Che fa? Chiara, grazie. stacchetto. Veramente buono questo. Grazie del sorriso. Grazie. Un sorriso meraviglioso. Vada, perché lei ha portato qua, vabbè. E allora. Ma come si fa? Complimenti Buono allo questo sponsor, vino, buono. buonissimo. Buoni complimenti, ringraziamo quindi l'azienda. Guarda, faccio una cosa che l'azienda mi pagherà, anzi no, è tutto. Botticella. E allora,
azienda Botticella, un mettete filà in inserimenti purezza. di prodotti commerciali sempre. Botticella, un vino meraviglioso, sembro Mastrota in questo Ecco, momento, questo- però devo dire, l'ho No, le assaggiato, ultime, è quindi molto buono, è un Gilea bianco, dica. Questo è un vino... Lo apriamo dopo. No, questo è un vino di... Si vede che è buono perché è indicazione geografica tipica. Bene. Per cui originale, non è DOC, perché il DOC sono d'occasione. No, Allora, allora, chiamerei sul palcoscenico invece, grazie Emanuele, lei, la donna, la serie, insomma, devo dire, porta anche l'album, perché abbiamo Giuliana Di Liberto, gli applausi non li sento, Grazie. Vado io. Dovete sapere che posso fare tipo, è uscito l'album di Giuliana Di Liberto con 13 tracce che è possibile, dove sono? Qual è la camera? È questa? Angel, mi puoi zoomare che noi dobbiamo supportare la musica siciliana. L'album si chiama Camera Café con delle... No, che Camera Rock. Ho bevuto. Camera Rock, ho bevuto pure io, quindi ecco qua, lo trovate su tutte le piattaforme. Vedo scritto Executive Producer Ezio Di Liberto. Hai capito? C'ho un fratello che mi fa e poi da chi dobbiamo produttore. ringraziare per l'album? Allora, dobbiamo ringraziare intanto chi ha fatto gli arrangiamenti, quindi Giuseppe Vasapolli, Alberto Maniaci che ha collaborato anche in 2 arrangiamenti, lo studio Cantieri 51 con Riccardo Piparo, Antonio Zarcone, Perché Ezio... hai fatto tipo così, No, perché lo vedo da lontano. ma lo vediamo, sarà In realtà non lo vedo salutiamo diciamo, la testa luminosa. Salutiamo il maestro Zarcone. Zarcone da lontano ricorda Esatto. una lampadina a LED. Lo avremo, chissà, lo avremo magari ospite perché anche lui fa tanti progetti, tra questi c'è anche quello con te, insomma un progetto molto importante. E vedo tra l'altro importanti titoli di canzoni internazionali. Esatto. Eye in the Sky, abbiamo Dancing di Elisa, abbiamo per esempio Fix You dei Coldplay. The Show Must Go On dei Queen, quindi l'album rappresenta un insieme. Acquistate, Tanto presto, ho mi messo raccomando. insieme un po' tutti Anche gli stasera, artisti. cliccate, mi raccomando, andate su dove possono andare? Possono andare su su YouTube, su no, iTunes. io lo voglio acquistare Ok, su iTunes. Quanto costa? Poco? No, pochissimo. Pochissimo, quindi stasera opera di Diciamolo, bene, mi raccomando. Compratelo. Compratelo, basta 2%, cioè compratelo, mi raccomando. Allora stasera ci fai sentire estrapolato dalla... Sì, volevo spiegare intanto il progetto. Tu puoi fare quello che vuoi. Cosa parla. Camera Rock è un progetto di musica rock fatta in chiave cameristica. Cameristica significa l'utilizzo di musica, di strumenti da camera, quindi noi lo proponiamo anche soprattutto nelle rassegne di musica classica come fuori programma. In chiave cameristica io canto e facciamo musica, mettiamo in musica praticamente i brani più famosi della musica rock di artisti come i Queen, David Bowie, Sting, Pink Floyd, riarrangiati in una chiave di lettura totalmente rifatta e cucita addosso su di me. È stato un bel lavoro, devo dire, sai, Grazie. Studiato con grandi collaborazioni. Questa sera quindi ci farai sentire un Stasera assaggio. vi farò ascoltare un brano Non mi dire di... che ti accompagna Biondo. Sì, questo mi avete proposto. Ti rendi conto? Dai, ho fatto la battutaccia. Ti rendi perdono. conto la pandemia ha portato a una spending review? Cioè io volevo avere Cremonesi. Era una battuta, spero non ti offenda. Io puntavo in alto, ho detto prendiamo Cremonesi, capisci che Cremonesi, però non è stato possibile. Cremonini, Devo no. dire che però è anche molto bravo. Davvero? Sì. Quindi qual è la canzone? Ho fatto le scuole Stasera, Qual è la canzone? Stasera vi farò ascoltare un brano di David Bowie. Sì. E il titolo è qui. Allora, dov'è? Questo qua? Life on Mars. Aspetta, mettiti pronta. Dov'è la mia camera, quella che devo lanciare il suono? Ok. Pronto? Con il brano Life on Mars di David Bowie dirige l'orchestra il maestro Vincenzo Biondo. Antonio Zarcone, era sempre così è stato. Io mi ricordavo sempre... No, mi riferivo a un festival al maestro Biondo. Biondo per carità. Citazione. Ci mancherebbe Citazione. altro. Meschino, dopicciotto. Citazione. Maestro Biondo. Stasera le citazioni sono meravigliose. Ma che vuoi? Hai fatto bene? Un fetteone. Sempre così è stato. Hai fatto bene? Massimo, Volemo se bene. Massimo,
Ti devo dire una cosa. No, Vincenzo. Nutella. Come Nutella? È stato dice Vabbè, Antonio. no, può essere no. Ma che Se tu fai dici, qua? ti dice perché si è messo Antonio, lui è Massimo. Oh, è manco VIP, Io stavo emulando Mastro Sanremo. Antonio. Che facevi tu? Stavo emulando il Festival di Sanremo. Stava Lo so emulando. che voi siete abituati insieme ad altri a fare il Festival dei cabarettisti. Ma quando mai? Tra l'altro è sempre in maniera ineccepibile il collega, nonché anche amico, che saluto, Massimo Minutella. si Ciao può Massimo. dire. Non è vero. Non si è possono, vero. dietro le Non è quinte mi ha vero. detto, Mi avete portato ma dove a devi salutare. andare? Tra l'altro, lo dico, va in onda con Casa Minutella ogni giorno, anzi no, 2 volte a settimana e fa il suo lavoro. Va bene così? No, Bravo. dietro le quinte No. mi hai detto Casa Minutella, altri 2 Non giorni è- ci sono un strato. Ma sì. Ah, me l'hai detto tu. No, ma minchia, io quando parlo. Signora, lei che ha un magazzino, è Ma giusto che volevo finire un suo magazzino, qua. Sant'Angelo Solera. Ma tu il suo magazzino l'hai affettato? Tutto Come mi aspettavo da Toti e Totino. sto cercando di Che ore comprarlo. sono? Vediamo. Scusa, Vino, che ore sono? Sono le 10 e... Oh, una parola, adesso Antonio Ci stiamo Zaccone è successo il suo mettendo budello. Incredibile, incredibile. È partita, però, insomma, veramente, siamo... Io non menzionerei nemmeno altri che sono in platea, cioè addetti ai lavori, addetti ai lavori, dei musicisti straordinari. fanno paura. Ma Morici, lei si è allontanato perché non si assume la responsabilità di quello che noi facciamo, oppure aspetti che arrivi qualcuno, a questo punto pure Massimo? No, se arriva, insomma, lo tamponiamo e viene Davide, in diretta. Morici che sta facendo? E chi Morici che cos'è? Salvaci. Ti Non prego, mi dico già parole, fammi Ti parlare. prego, salvaci. Io sono con il proprietario Non è appartamento. non è facile, però avere Toti e Totino qua e lì. Vittorio, gli applausi, sai, una mezz'oretta di applausi chi di serie, vai. Signori e signori, canta a Sicily On Air Giuliana Di Riberto. It's a kind of a small affair to the girl with a mountain hay, but her mommy is yelling no, and her daughter her soul to recall, but her friends has nowhere to be seen. Now she walked to a sunken dream, to the sea with the gladdest view. She sick to the silver screen, but a silver the sudden born, girl she's living 10 times or more. She could spit in the eyes of fools, as the eyes yes you focus on. Sailors fighting in the dance hall. Does a skip and go? It's the freakiest show. Take a look at a love man beating out the wrong guy. Oh man, wonder if you ever know. It's on the best-selling show. It's the life on Mars. It's a medical store in Brown. That my mouse has no happen count now. Now the work had us through for fame. Cause the Lennons and Sella came. See the miles on the mill in hers. From a pizza to the Norfolk Bronx. Rule Britannia decided to pound you, my mother, my dog and clothes. But a film is a sudden bore, cause I wrote in 10 times or more. It's about you, but really
they ask as you focus on the sailors fighting in the dance song. Look at those who skip and go. It's the freakiest show. Take a look at the love man, beating out the wrong guy. Oh man, wonder if you ever know. Isn't the best in the show? It's the life on my. Grazie, grazie. Grazie Giuliana, grazie mille. Dopo le risate è un po' No. bravissima. Invece sei riuscita a creare un'atmosfera meravigliosa. Io non conoscevo il testo cosa diceva in inglese. Vabbè. Però dai suoi gesti capivo che era qualcosa Impegnativo, con i figli. Bravo. Era qualcosa che quando la madre ce l'ha con i figli. Lascia stare. Lei faceva da sta casa tirato a pace, con le mani faceva così. Allora salutiamo il pubblico televisivo che è collegato con noi, chi invece ci sta seguendo su tutte le piattaforme di Io Compro Siciliano, Sicily On Air, LinkedIn, Instagram, dovunque, in ogni dove ci seguite e siete stati in tanti. Tra l'altro sta settimana è stata una settimana molto importante, bravi, vedete in sovraimpressione come ci potete seguire, soprattutto per chi ci segue da casa in televisione, perché il venerdì alle 22 su TVM canale 18, la domenica alle ore 22 su Teleionica R8 285, lunedì alle ore 21 su Teleoccidente canale 73. Quindi seguiteci. Tra l'altro 270.000 utenti hanno cliccato, 270.000 abbiamo fatto il botto. Bellissimo. Abbiamo fatto il botto, devo dire, il gruppo cresce, c'è un obiettivo arrivare comunque almeno a fine anno a una quota importante. Credo che già siamo pronti dalla regia. Vabbè. E allora, ci tenevo molto perché in questi ultimi anni io che faccio radio quotidianamente sono uno che presenta poi le canzoni degli artisti, quando uno canta, ma chi c'è dietro? Quando poi leggi ripetutamente un autore bravo e soprattutto un palermitano che ha vinto Sanremo come autore, è arrivato secondo a Sanremo come autore, ha vinto a Sanremo Giovani come autore, insomma, devo dire è stato ed è uno dei parolieri più importanti d'Italia ed è palermitano, Giuseppe Anastasi. Ciao ragazzi. Ciao Giuseppe. Questo era un sito di Arisa. Allora Giuseppe, ti abbiamo regalato qualche nota del nostro maestro biondo e noi ti facciamo i complimenti perché hai sempre portato i colori in alto della Sicilia, soprattutto poi con un sodalizio importante che è stato per molto tempo anche un legame, lo sappiamo, tutta Italia lo sa, sentimentale, poi è continuato professionale, cioè, come dire, le più belle canzoni di Arisa sono state scritte da te e poi hai continuato anche con altri artisti. Ti faccio i complimenti, ma come si fa a scrivere pezzi come, per esempio, La notte, me la accenni? Cioè, questo penso che sia uno dei pezzi... Come fa? Quando arriva la notte, resto sola con me, la Questa parte va in giro cerca dei suoi perché vincitori né vinti, se si è sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Questo è un omaggio che abbiamo voluto fare
a te Giuseppe, parlaci, ti prego, come hai fatto a scrivere un gelo di canzoni del genere? Ma guarda, innanzitutto buonasera a tutti. Una canzone del genere si scrive perché stavo inguaiatissimo. Questioni di femmine, e quella sera presi una decisione molto... Vabbè, ve la racconto perché tanto l'ho raccontata tante volte. Sì. Ma Io sì, facevo l'amante da 3 anni in una storia che non poteva mai andare in porto. E praticamente quella sera decisi che doveva smettere questa relazione. Andai a casa sua, la lasciai e poi erano le 3 di notte, abitavo a Roma, a San Lorenzo in quel periodo, e mi feci un giro di diversi bar. Arrivai a casa in condizioni, diciamo, allegre, presi la chitarra e scrissi di getto, in 20 minuti l'ho scritta la notte. Quando la scrissi c'era nella strofa le parole stomaco, fegato, vomito, che volevo cambiare, ma poi il domani mattina risuonandomela, riascoltandola, ho detto ma perché le devo cambiare? Sono vere. E allora ho lasciato tutto per com'era. E ringraziando a Dio è andata bene. Senti, intanto ti stai raccontando parti di come nasce una canzone. Ecco, tu tornavi da San Lorenzo, che conosco bene quella parte di Roma, e lì nasce in 20 minuti la notte. Poi c'è stato Controvento, che poi ha vinto, se non sbaglio, ha vinto proprio Sanremo. Sempre, sì. Cioè, dico, il successo di Anastasi è l'aver incontrato Arisa. Ma guarda, è viceversa ovviamente. Ovviamente. Lei, quando c'è un rapporto autore-interprete c'è sempre un dare e avere, perché quando si scrive, io non scrivo mai pensando alla possibilità, io scrivo per evitare lo psicologo fondamentalmente, perché ho capito che con la scrittura risparmio in seduta di psicanalisi. Quindi quando poi trovi un interprete come Arisa che ha un dono, che ha una voce splendida e una capacità interpretativa splendida, allora le tue parole diventano le parole di tutti e prendono anche un peso maggiore. Senti, a parte tutta una parte della discografia di Arisa, che quest'anno tra l'altro è ritornata anche al festival, siete rimasti credo anche in rapporti professionali, immagino, insomma. Sì, assolutamente sì. Io dicevo, quando ci siamo sentiti telefonicamente, un altro artista che a me piace è Michele Bravi, che hai scritto 2 canzoni meravigliose di Bravi, e colgo l'occasione a te, palermitano, di farti i complimenti per Il diario degli errori, che è una delle canzoni più belle di Michele Bravi, e La vita breve dei coriandoli, e questa qua è Il diario degli errori. Senti, Michele, ovviamente cambia interprete, cambia tutto. Tu hai avuto la possibilità, dicevo prima, di rilanciare con La vita breve dei coriandoli Michele Bravi, che veniva da tanti anni. Dare in mano a lui una canzone del genere, che poi, anche grazie ad altro, Michele adesso è ripartito, insomma. Guarda, allora innanzitutto il diario degli errori non l'ho scritto da solo, eravamo in 3. Io, Cheope e Federica Abate. Sì, bravissimi. E là l'incipit partì da Fredo, da Cheope, che mi disse: beh, dobbiamo scrivere una canzone sul diario dove uno appunta non le cose belle, ma gli errori che ha fatto. E lui e Federica iniziarono a scrivere tutta la strofa, gli mancava il ritornello. Federica mi chiama e mi dice: beh, abbiamo fatto la strofa e ci manca il ritornello. Io ho detto: mandatemi quello che avete fatto. Mi mandarono quello che avevano fatto e mi era piaciuto molto, soltanto che rimaneva sempre, ora c'è il maestro che sta suonando, rimaneva sempre su un determinato accordo e non sviluppava mai. E quindi a un certo punto io la sera prima avevo visto Il Gladiatore, la mia fortuna, perché l'X Factor nella vita, ragazzi, è la botta di culo, e praticamente avevo visto Il Gladiatore, c'era questa colonna sonora del Gladiatore bellissima,
e mi era rimasta in testa. Quando mi arrivò papà, 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 quando arrivò questa parte di canzone io scrissi, preso dal Gladiatore, la parte del ritornello e la parte di testo, ed era una canzone adulta, matura. Quando Michele la volle cantare, la sentì, la volle cantare, dice fatemela provinare, perché io la vedevo più adulta rispetto all'età di Michele. Però Michele, con la sua sensibilità, con il suo approccio, con la sua capacità, anche lui bravissimo, una capacità interpretativa eccezionale, non sto parlando di capacità vocale, sto parlando di capacità interpretativa, alla fine quando è arrivato il provino era credibile. E poi Michele ha fatto un Sanremo bellissimo. Ha fatto un Sanremo bellissimo. Qua ci sono artisti che ti vogliono salutare. Daniele Smeraldi che canta a me, insomma, ti saluta. Abbiamo ciao a tutti. Abbiamo Giuliana Di Liberto, eccola qua, che ci teneva a salutarti. Poi c'è una coppia di comici siciliani straordinari che è Toti e Totino. Sì, ma quelli li conosco bene, li conosco bene. Giuseppe doveva scrivere per noi. Giuseppe, dillo. Non c'è scritto più, ma manco l'auguri di Natale, niente. No, però ora mi mando quelli di Pasqua. Spicciate che sta finendo. Stefania Baio invece, insomma, per quanto riguarda la nostra direttrice di una testata che sicuramente magari, insomma, si occuperà di Giuseppe Anastasi. Il nostro maestro Vincenzo Biondo invece che ha curato, ha suonato, si è permesso di suonare. Senti, Giuseppe, tu mi dici che ritorni a Palermo quando sarai qua? Io luglio e agosto sono a Palermo. E so che interpreti la Giuseppe, notte. mi raccomando il permesso di soggiorno perché sì, lo so, come funziona. Tra l'altro suona la notte e canta la notte, ragazzi, Anastasi, che devo dire è una bellezza, quindi magari prima o poi ce la canticchiamo anche a Sisilo Nero. Va bene Giuseppe? Con estremo piacere, grazie per l'invito. Uno dei migliori autori italiani è Palermitana! Bravo. Ho dimenticato sincerità. Dimentico sincerità, mi perdoni. Sincerità. Basta adesso perché sennò si sente male. Ma ci va meglio di Arisa. E allora, spot io compro siciliano e poi Smeraldi ci regala un grande artista, è vero? Ci canti? Avrai di Baglioni. Avrai di Baglioni. State con noi, piccola pausa, torniamo tra poco. Una meno pausa. Avrai parole nuove da cercare quando viene sera e 100 ponti da passare e far suonare la ringhiera, la prima sigaretta che ti fuma in bocca un po' di toast, Natale di agrifoglio e candeline rosse, avrò un lavoro da sudare, mattini fradici di brividi e rugiada, giochi elettronici e sassi per la strada. Avrai parole in braccio e vuoti da incontrare, avrai carezze per parlare con i cani e sarà sempre di domenica. Domani avrai discorsi chiusi dentro e mani che frugano le tasche della vita ed una radio per sentire che la guerra è finita. Avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando, avrai la stessa mia triste speranza e sentirai di non avere
amato me abbastanza. Se amore, 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 per quanto amore, amore, se amore, 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 amore Daniele Smeraldi. Grazie mille. Stacchetto perché rientra Biondo, perché siamo quasi alla fine. Stacchetto, Biondo, vieni qua, prego. Vada. Allora, Stefania, ti sei divertita? Moltissimo. Ti è piaciuta? Tanto, veramente tanto. E allora ricordiamo ovviamente B. Sì, assolutamente. Saremo su B noi di Sicily On Air? Assolutamente sì, perché voglio ricambiare, perché è super meritato. Io veramente Io sono pronto per la foto. Prontissimo. Ho detto in redazione dobbiamo fare assolutamente un articolo a questo gruppo fantastico, quindi vi aspettiamo tutti a maggio in edicola. Brava. Se ti servono modelli per tagli scolebrati. Vi faremo sapere. Caspiti, bravo. Giuliana Di Liberto naturalmente l'abbiamo sentita, allora potete andare su tutti i store digitali per acquistare la musica siciliana. In questo caso Giuliana, cosa ti aspetti? Ma soprattutto c'è qualche progetto anche live? Spero di sì. Sì, speriamo quest'estate di fare qualcosa e di poterci esibire, perché è quello che insomma manca un po' a tutti. Andrai in giro con Zarcone? Questo mi tocca di nuovo. Zarcone ora si è comprato pure il pulmino, per cui se li porta a tutti. Allora, chissà se ritornerà un po' di notte italiana con Daniele Smeraldi, perché insomma, insieme è una bella cosa. Io ho tanti progetti, tanta voglia, ma qua mi dicono che a mezzanotte dobbiamo stare a casa, quindi anticipiamo, ma non possiamo fare più a meno Cominciamo di all'aperitivo. una stagione, non possiamo fare più a meno. Grazie per essere stato Grazie con noi, Daniele, in bocca al lupo anche per tutte le altre attività che fai. All'inizio ho presentato Stacca, ecco, grazie. Straordinaria, devo dire, anche stasera li ho presentati come ambasciatori, direi anche del sorriso, perché quando arrivano loro, anche nelle varie repliche che vediamo spesso su Antenna Sicilia, insomma lo possiamo dire, tante edizioni di insieme, arriva il sorriso a casa, anche in un anno di pandemia. Cioè Toti e Totino sono quelli, come dire, il vaccino naturale. AstraZeneca o siete veramente la se terapia. ci parla con AstraZeneca ci fanno morire. No, però noi vi ringraziamo per quello che avete fatto in questi anni. Grazie, vi ringraziamo grazie per essere stati con noi qua stasera a portarci bene, perché poi è la noi quarta invece puntata. dobbiamo un grazie al nostro pubblico. Sì. Il nostro pubblico è molto trasversale, si dice così, dal bambino al novantenne oltre, perché noi siamo su questa pubblica piazza adesso da più di 6 mesi, da tanti anni, e ancora riusciamo a godere non tanto dell'applauso del pubblico per il fattore artistico e basta. Scusa, quanti minuti abbiamo ancora? dell'affetto che il pubblico ci dimostra, quasi familiare, anzi familiare, questa è la cosa. Perché ti serve del tempo? Perché siccome questa sera la trasmissione è stata oltremodo gradevole, ma come leitmotiv. Sì. Sentilo. Come sfoggia. Signora, lei non se ne può intendere perché ha i magazzini. Ha avuto come motivo conduttore ha avuto la musica. Certo. Se tu mi permetti, scusate, io volevo dire a tutti quanti che ti prego, ti appropriamo. Fate voi. No, volevo dire soltanto che anche noi quest'anno avremmo lanciato il nostro CD. Non ride, vai, per favore. Io poi voglio regalare una copia del mio magazzino a Totino. Assolutamente sì. Totino, questo è per te. Se la finiscono. È dentro. Questo sono io da ragazzo. Ma voi avete voglia di cantare o dovete... No. Toti voleva raccontare una cosa. Quest'anno, se non ci fosse stato il Covid, avremmo lanciato in Italia il nostro CD musicale.
che abbiamo lanciato già da 2 anni in giro per il mondo. Abbiamo Purtroppo preso l'Italia ce l'ha uno. bloccato perché dovete Perché sapere... nel lancio abbiamo preso uno quando non stava facendo tanto, però poi è andato così. Pensate che nel 2019, nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, abbiamo lanciato il nostro CD in India. Addirittura, in India. siete arrivati là? Sì, in India, dove ci sono, perché ci può trovare in India, nei primi 3 mesi del Avete venduto 2019 tante copie? abbiamo venduto 48 milioni di copie. 48 Siete milioni. Gli copie. indiani non uccidono più il nemico con le frecce, i nostri CD. Nei primi 3 mesi non ridete perché è vero. nei primi 3 mesi tu nei primi 3 mesi noi avessimo inchiuso un magazzino. Nei primi 3 mesi del 2019 noi l'abbiamo lanciato, il nostro CD l'abbiamo lanciato in Persia e li hanno persi tutti, ci dobbiamo ritornare. e abbiamo venduto qualcosa in Persia dove ci sono i persiani. Una volta, perché ora sul moderno ci mesi di serrano. In Persia abbiamo venduto 37 milioni di 37 copie. milioni di copie e ancora dobbiamo fare l'originale. Sì. Negli Stati Uniti, negli USA, nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, abbiamo venduto 72 milioni di copie alle prime 3 persone. Alle prime 3. E ora ti do il dato più importante. Nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, noi due con il nostro CD abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, gennaio, febbraio e marzo, noi due abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, del 2019, noi due con la legge dei nostri CD abbiamo fatturato, nei primi 3 mesi del 2019, noi due con il nostro CD abbiamo fatturato 135 milioni di euro e questa è soddisfazione. E questa è soddisfazione. Sì che mi potete lascia stare, perché questo vuol dire... Complimenti. Totino, complimenti. Questo vuol dire... Tanti soldi, tanti soldi. Ma che ha? Quanto abbiamo venduto? 135 milioni di euro abbiamo incassato 135 milioni. Che se noi avessimo incassato 135 milioni di euro, stasera eravamo catta. Ma mi viene dal cuore, scusa. Ma quando ci vuole, ci vuole. Io compro siciliano. E io pure. E allora... Io compro siciliano. Un presentatore ha cattato il torinese. Noi torneremo la prossima settimana, seguiteci nelle televisioni dovunque, se è il compleanno 8 aprile, il compleanno di Io Compro Siciliano, festeggeremo con tanti ospiti. Voglio spoilerare qualcosa? No, non dico niente nemmeno. Vabbè, non dico niente perché c'erano tanti begli ospiti, ricchi premi. Vabbè, comunque, grazie per avermi seguito, grazie alla produzione, al regista senza Vittorio, senza Peppe, Angela, Marco, Sara. Sarebbe tutto meglio. Sarebbe tutto veramente. No, si potrebbe fare nulla, grazie veramente. Grazie a questo parterre e quindi, come dico sempre, sigla e titoli di coda. Vada. Alla prossima, grazie mille. Thank you.